telespettatori di Telefriuli, bentornati qui al Punto. Oggi è la puntata numero 400 e abbiamo ospite graditissimo, riconfermatissimo, il sindaco di Ruda, Franco Lenarduzzi. Benvenuto sindaco. Buongiorno a lei caro Enzo e complimenti per le 400 puntate. Insomma, è un bel traguardo, un ottimo traguardo. Sono molto soddisfatto, penso che anche Telefriuli apprezzi questo apporto. Quindi sindaco, abbiamo detto riconfermatissimo. Naturalmente molta soddisfazione, no? Perché insomma la riconferma è una cosa diversa dalla prima nomina. Ecco, quali sono le sensazioni, sindaco? La sensazione è estremamente positiva, felice del risultato che insomma il 74% ha confermato insomma, un risultato favorevole, anche un premio al lavoro che è stato fatto. Abbiamo cercato lavorato tanto e cercato anche di comprendere quali sono anche gli elementi che devono caratterizzare la nostra comunità. Sono il tema dello stare insieme, la solidarietà, il tema di creare ancora quelle reti, no, di comunità che valgono, le associazioni, i rapporti con le associazioni, ma anche prospettare Ruda per un futuro che possa essere, come dire, un'occasione. Noi abbiamo delle risorse culturali che abbiamo cercato di valorizzare e quindi io credo che queste cose la nostra cittadinanza le abbia capite ed è stato un bel percorso fatto insieme, insomma. Ecco bene, allora una vittoria limpida, chiara e naturalmente che ha riconfermato un sindaco molto bravo, perché voi sapete che io giro nei comuni per capire un momentino come va la situazione e effettivamente diciamo che anche lo share, diciamo il sondaggio sulla persona è stato veramente lusinghiero. Allora, ora un nuovo programma, sindaco. Ora un nuovo programma, ha ragione. Programma che si basa sulle cose iniziate e non ancora chiuse. Faccio un nome per tutti, ma è abbastanza conosciuto, la Mideria Chiozza, un grande complesso industriale dove noi abbiamo trovato 7 milioni di euro di risorse e stiamo lavorando per attuare la progettazione dopo una gara europea fatta in tempi di Covid, molto difficile per un comune di 2.800 abitanti effettuare anche un procedimento amministrativo di quel livello, e attualmente stiamo anche facendo delle operazioni di messa in sicurezza ed emergenza della struttura proprio per evitare l'incremento dei costi anche nella seconda fase, che è quella operativa. Quindi sicuramente questo ha un livello di interesse più che territoriale, direi, perché non si tratta di vedere solo la parte museale, si tratta di vedere quell'occasione che può rappresentare l'intero involucro come destinazione d'uso per il territorio, per rapporto con il territorio. Abbiamo necessità certamente di fare una riflessione forte sul nuovo plesso scolastico delle primarie, perché o come tanti comuni insomma, si trovano ad avere strutture scolastiche piuttosto datate e quindi necessita anche quello una impellente riflessione. Altre cose che stiamo portando avanti, riprendere i progetti come Vivi Ruda per combattere la solitudine non voluta, perché una cosa è che uno decida di star solo perché sta bene da solo lui, una cosa è perché la circostanza della vita lo porta in un momento di difficoltà, e allora dobbiamo ribaltare, non fare in modo che il cittadino in difficoltà cerchi l'istituzione, ma cercare attraverso la rete sociale, le associazioni, di essere noi a andare verso il cittadino. Anche la questione pandemica a concorso ha inciso tantissimo, no? Mi pare, sulla... La questione pandemica ha inciso tantissimo, ha peggiorato diciamo, quelle problematiche che già c'erano, sono nate anche altre. Nei piccoli comuni la rete tra effettivamente sindaco, diciamo che un po' è stato anche l'anello di riferimento, no? Riferimento insomma, e il tessuto sociale è stato faticoso ma molto importante anche per risolvere tante problematiche. Noi abbiamo fatto in passato un centro tamponi e un centro vaccini, l'unico comunale con i medici di base, speriamo che non serva più, però siamo già attrezzati proprio per cercare di supportare diciamo, la rete territoriale anche con i tamponi da questo punto di vista. Speriamo che tutti capiscano che il vaccino è l'unico rimedio per questa pandemia che veramente ci fa angosciare. Però, sindaco, qualcuno dice le tasse come vanno? Ma le tasse noi nel primo mandato siamo riusciti un po' a calarle, no? Aumentando le detrazioni, e quindi questo è un dato oggettivo.
terremo fede a questo tentativo di non aumentarle, almeno quelle che possiamo come dire, dirigere noi. Un po' di preoccupazione ce l'abbiamo dal punto di vista di quello che sarà la tassazione sui rifiuti, in effetti. E questa sarà è una variabile che tutti i comuni stanno combattendo. È una variabile che tutti i comuni, sia diciamo, per una ragione normativa, sia perché ultimamente, insomma, lei avrà visto nell'ambito della NET ci sono diversi problemi che noi, anche sindaci della Bassa, abbiamo cercato di, come dire, di mettere in evidenza, ma per superarli. Ecco, credo che con il nuovo presidente che viene un po' dalla Bassa, no? Mi pare è stato sindaco di... Sì, noi avevamo visto i problemi che c'erano stati nella società, avevamo ipotizzato anche con una certa conferma da parte iniziale da parte del sindaco Fontanini di avere un amministratore delegato per fare 2 o 3 cose. Lo statuto, superare l'impasse del problema che c'è sul controllo analogo della società, e quindi queste 2 o 3 cose in maniera molto veloce poteva essere un terzo a farle, no? Purtroppo la cosa, insomma... ma può darsi che la politica, no, porti un po' a qualche mediazione, qualcuno magari può capire, no? Perché i sindaci della Bassa sono molto organizzati, tra parentesi, per cui dal punto di vista politico una pressione, insomma, no? Sì, anche proprio perché rappresentiamo, come dire, in questo momento abbiamo posto lì anche il tema dei servizi, che un po' nella Bassa è stata trascurata. Salanetta è diventata quello che è anche perché c'è stata la fusione col CSR. Sì, il CSR era un consorzio nostro, insomma. Quindi spero che ci sia una riflessione molto più attenta sul tema dell'istituzione anche proprio, no? Che non si può sempre buttarla come dire, sul muscolo di chi è più forte. Non si può sempre buttare in politica, si dice, no? Esatto, la politica è l'arma. Ecco, invece la politica mi pare che non prende molto in considerazione gli enti di decentramento regionale, ovvero, finite le UTI, sono stati varati questo provvedimento che però non sento, è molto tiepido in sostanza, cosa ne pensa? Non è percepito, non è sentito nella sua, come dire, idea. Vede, soprattutto i comuni più piccoli hanno bisogno di parlare con chi condivide i propri problemi, di fatto. Allora si va a cercare appunto sia attraverso le relazioni che possono essere convenzioni, di mettere insieme appunto nell'immediato. Però c'è anche necessità di disegnare insieme un territorio. Allora le UTI, è vero, sono nate in maniera frettolosa forse, però avevano una loro logica, cioè mettere insieme tutti quelli che in un certo bacino avevano, diciamo, le stesse condizioni territoriali e farli ragionare. Abbiamo diciamo, capito che le UTI per questa amministrazione... Anche perché qualcuno dice noi siamo l'unica regione d'Italia senza province, questo ci penalizza un poco. Assolutamente. E questo forse è stato un errore di chi... È stato un errore, diciamo... Ho una valutazione sbagliata. Diciamo sì, il modo in cui forse un po' troppo la fretta per cui è stata superata la provincia, anche se all'inizio devo dire tutti erano d'accordo a superare la provincia, il voto del Consiglio regionale era all'unanimità. Poi chi giustamente insomma, ha preso atto di quel voto ed è andata molto velocemente, probabilmente è andata anche troppo velocemente, però l'EDR giustamente lei pone una questione, non è percepita, perché non è del territorio. Gli enti di decentramento regionale sono enti regionali di fatto e quindi non si percepiscono come uno strumento che viene dal basso per interpretare i temi del territorio. Sono organizzazioni che in questo momento sono attaccate alla ragione. Intanto sono commissariate, poi vediamo, no, se l'elezione sarà diretta o meno, ma io penso che non sarà diretta perché penso che creerebbe molte difficoltà. Ritengo anch'io che lei abbia ragione. Ecco, bene, allora Ruda è, abbiamo detto, un paese che è molto vivo, molte stazioni, no? Quindi saranno anche molti eventi fra poco. Sì, ci sono tantissimi eventi, pensi che adesso cominciamo tutto l'ambito di dicembre, abbiamo tra patroni e associazioni, aspettando San Nicolò che è il nostro patrono, avremo tantissimi eventi, anche delle presentazioni di qualche mostra e dei libri. Io infatti ho già avuto modo di invitarla e sarei veramente molto contento
contento di avere appunto la sua testimonianza, anche la presentazione del suo libro che è prima e dopo Aldo Moro, ma perché abbiamo bisogno di questo tipo di riflessione, secondo me. Intanto non è un concetto storico parlare di uno statista come Aldo Moro. È stato, secondo me, dopo De Gasperi o a pari De Gasperi, è stato un interprete della democrazia italiana di altissimo livello, che a livello internazionale ci hanno riconosciuto tutti. Assolutamente. Forse ce l'hanno riconosciuto un po' troppo, per capire come è andata. Sì, no? sì, ecco. forse però ben volentieri accetto l'invito. Andiamo poi alla questione dei sindaci, no? Adesso lei la riconferma, e la Regione ha messo sul piatto, insomma, questa indennità maggiore che non so fino a che punto qualcuno dice ma io faccio il sindaco comunque perché amo il mio paese, però alla fine il sindaco deve anche trarre un po' delle conclusioni dal punto di vista economico. Insomma, ma no? sì, ma stiamo parlando veramente comunque di un riconoscimento che è solo riconoscimento Istat di fatto rispetto alle 4 palanche che si prendono, ma non è quello il tema veramente. Il tema è che è giusto che ci sia un riconoscimento, se non altro per coprire le spese di assicurazione, perché diciamo fare il sindaco vuol dire essere responsabile di tutto. Si viva un po' con procuratori di rapporto, insomma, diciamo assolutamente, perché le situazioni le devi firmare e essere responsabile. Quindi si parla di un'indennità Istat su quello che è attualmente la già bassa provvigione, ma il tema vero è che secondo noi avrebbe tolto qualsiasi imbarazzo l'aumento pagato tutto dalla Regione e non diviso a metà. Sì. Avrebbe tolto perché c'è il comune che sta meglio dal punto di vista del bilancio e il comune che sta peggio. Allora mettere i sindaci di fronte all'ambiguità di dire ma io mi aumento, io lo posso fare, io no, è antipatico, diciamo. Lo facesse un ente terzo, su questo anche credo l'ANCI abbia detto qualcosa anche a livello nazionale, anche se noi non dipendiamo, come dire, dall'indennità definita dal governo centrale perché siamo un statuto autonomo, però sarebbe stato sicuramente una cosa che elevava qualsiasi tipo di imbarazzo a tutti, insomma, ecco. La Regione aumentava, fine lì, senza grossi problemi. Sì. Bene, allora con queste considerazioni molto importanti del sindaco di Ruda, Franco Narduzzi, che io ringrazio molto per la sua disponibilità, ringrazio anche Tiziano Campigotto a nome di tutto lo staff della regia di Telefriuli, proprio perché 400 puntate vanno festeggiate e vanno anche ringraziato chi ha permesso queste messe in onda. Ringrazio anche Telefriuli, naturalmente tutti voi che seguite questa trasmissione con tanto affetto, mi mandate anche tanti messaggi che io tengo conto. C'è qualche critica, ma ci sono anche molte considerazioni positive. Grazie ancora e alla prossima.